Buongiorno, visto che vi piacciono i vlog, oggi ne registro uno. Mi sono alzata da poco, sta uscendo il sole adesso, sono le 8:20. Ho i tappi nelle orecchie, quindi non so se sto urlando, se sto parlando piano. Penso normale. Se sentite rumore è il deumidificatore che ho voluto attaccarlo un pochino. Rispetto all'ultimo vlog, adesso c'è il forno finalmente funzionante lì. Oggi sarà il quarto giorno che farò fuoco e già ieri si sentiva che iniziava a scaldare un pochino leggermente la stanza. Ha detto mia mamma che ci vuole un po' perché inizi a scaldare anche l'ambiente, quindi niente, ho messo la maglia sopra ad asciugare e qui ho la roba già piegata e Pepe vuole uscire a prendersi raffreddore. Va bene, esci pure a prendere raffreddore. Non è caldissimo. Insomma. Neanche male, sono 6 gradi, quindi. Pomeriggio vado a fare il corso di inglese. Mi sono iscritta, quindi, oddio, ho sbagliato cosa. Inizio il corso di inglese. Adesso devo mettere via perché ho cambiato l'umido dei gatti e devo lavarmi i piatti come sempre. Ogni tanto riesco a lavarli la sera, però il più delle volte mi perdo via e non li faccio più la sera. Ah sì! Tipo ieri sera ho lasciato in bagno il lavoro uncinetto che stavo facendo. In bagno. Ciao qui! Ecco, e questo sarà un tutorial, quindi non ve lo faccio vedere, o sì, non lo so. Volevo cercare di tenere la sorpresa, ma mi sa che non ci riesco. Papà, Pepe, Pipo, Pipo, Pipo. Dove cacchio è sto gattino? Mi sparisce il gattino ogni tanto. Eccolo! Pipo! Pipo, papà! Pipo! Papà! Andiamo, Pepe! Pepe vuoi fare papà? Pipo! Vuoi papà? Eh? Siete matti! Guerra, guerra, guerra. Pippo, aspetti il turno. Bravo. Però c'è anche Panna che sta aspettando, sì, le tonsille volevamo vedere, Come colazione per me, io mi bevo un po' di latte. Sì, la tazza è sporca perché io riutilizzo sempre la stessa più volte, senza doverla lavare 500 volte al giorno. Quindi un po' di latte e i biscotti. Come biscotti devo finirmi questi qua, che sono i riso su riso e sono abbastanza buoni, devo dire. Hanno un buon gusto di cacao questi qui. Ehi Pepe! Ok, andiamo a vedere il deumidificatore. Ha già scaldato la stanza. 15 gradi, 60%, direi di spegnerla perché è un po' inutile utilizzarlo. No, se ho l'80% di umidità, il 70% lo uso, se no no. Adesso si spegne. Questa è la funzione che butta anche aria calda. Questa è per asciugare anche la biancheria. E questa è quella normale, deumidificatore normale. Se volete consiglio su quale comprare, io ho questo qua di deumidificatore DeLonghi Asciugaria Dry Compact Extra Power. E questo qua posso dirvi che consuma poca corrente, perché l'anno scorso lo tenevo attaccato anche tutto il giorno. Lo posso consigliare se avete bisogno di un deumidificatore. Noi l'avevamo pagato 360 qualcosa euro e in internet, nei negozi costava addirittura più di 400 euro. Io l'avevo trovato in offerta in un negozio non molto conosciuto online, almeno io non l'avevo mai visto. Ho dovuto mettere a posto il cuscino. Oddio, Panna ha preso paura da me. Panna,
Peppo! Ehi Peppo! Panna, guardate dove va adesso. Za za za, dal forno. Niente, qua adesso devo far fuoco stamattina. È ancora tiepido? Qualcosa. Non è freddo ghiacciato, eh? Bene. Alla fine io la colazione non la faccio più. Ah, la lampada l'ho messa qui. Questa qui era in camera e l'ho messa qui perché in camera ne ho un'altra. E lì c'è la colla a caldo perché ho fatto 2 lavoretti ieri, ve li faccio anche vedere. Sono questi, aspettate, questi fiocchi di neve, sono 2, però si sono appiccicati, uno e uno invece è più semplice, però non mi convincono e quindi non so se sarà un tutorial. Poi qua c'è un casino della Madonna. Ok, no, ho sistemato anche qua. Ho sistemato anche questo cassetto che è quello dove tengo unghie finte. Qua ci sono tutte le robe per le unghie in questa scatola. Qui ci sono delle palette di trucchi e qua ci sono i trucchi, i rossetti, i lip gloss, i profumi dell'Avon, i campioncini e lo specchio e basta. Quindi ho sistemato questo cassetto finalmente. E adesso mi manca da sistemare questo, che è un gancastrone. Oggi devo andare a comprarmi un quaderno per inglese. La penna ce l'ho, ma ne prendo anche un'altra, così è solo per quello. E quaderno e penna, sì, c'ho il ciuffo perché ho i capelli da lavare e sono un po' come sono. Panna vuole uscire a prendere un po' di raffreddore in più, visto che ce l'ha già. Ho portato i gatti dal veterinario. Allora ho portato il piccolo perché Pipo perché devo farlo vaccinare. Panna l'ho portata per appunto vedere cosa aveva. Alla fine non niente di grave, ha mal di gola, ha un'ulcera, un'afta tra il tratto che va giù in gola e per quello non riusciva a mangiare. Non sono i denti per fortuna e quindi non devo farlo operare. E niente, le ha fatto l'antibiotico per 2 settimane con la puntura, durata di 2 settimane, e quindi sono a posto. Questa mattina volevo andare all'Eurospin con mia mamma, però non posso perché devo fare fuoco. Ehi Pepe, cosa fai là? Sei stanco? Hai giocato troppo? Pipo! Mangia crocchi e poi beve come un dannato. Vive di croccantini sto gatto. Prima di andare via volevo fare il letto, perché qui ho aperto le finestre e quindi devo fare il letto. Guardate il sole sul mio posto, che bello. Adesso, a parte la montagna di roba che vedete qua, devo cercare cosa mettere e non so sinceramente cosa mettere. Aspettate che sposto il comodino, il comodino, se no non riesco a aprire l'armadio. Yeah! Vedete il mio casino qua? Ecco, era in ordine una volta, solo che poi io metto le cose, quando le tolgo le butto lì, perché non sono sporche, si possono riutilizzare. E io le metto lì e si crea il caos totale nell'armadio. Eccomi qua, mi sono lavata e ho lavato anche i capelli e questo è il look di oggi. Il look, niente, queste braghe qua e la maglietta grigia. Adesso mi metto un'altra maglia sopra di Pile, giusto perché non ho giacche vie di mezzo, io ho giacconi.
Ho preso questa borsa qui dell'Avon e poi ho messo le mie Nike bianche che ormai sono bianco sporco, che adoro queste Nike, veramente sono bellissime e sono comodissime oltretutto. E sì, sono costati tanto ma veramente sono comodissime. Ok, il corso di inglese che farò pomeriggio durerà 1 ora e mezza, per cui non riuscirò a farvi molti video pomeriggio, quindi abbiate pazienza, insomma il vlog sarà lunghetto lo stesso. Io ho appena pulito gli occhiali e ci credete che sono già sporchi? No, non riesco a tenerli puliti, veramente. Piercing girato perché ho messo il burro cacao. Vi voglio portare con la scusa che devo andare a San Vito al lago di Mosigo. Facciamo presto perché comunque il giro non è lunghissimo. Non va la macchina perché ieri è stata ferma tutto il giorno. È partita! No, ieri l'ho usata mattina forse, pomeriggio no. Purtroppo questa bisogna usarla ogni giorno e devo iniziare a metterla col muso rivolto verso il sole, così la mattina si scalda il motore. Ok, partenza. Ecco, il problema è che dovrei farla scaldare un pochino, perché essendo vecchia bisognerebbe farla scaldare. Vi faccio il giro per questo è qui. Dov'è la marcia? Ok, salve. Andiamo per Villanova / Serdes, così faccio un giro un po' diverso e vedete qualcosa di diverso, visto che sotto al video del nuovo giveaway, che vi ricordo sul mio canale, se siete dei nuovi iscritti, c'è un giveaway aperto fino al 15 di novembre. Niente, così vi faccio vedere un paesaggio un po' diverso rispetto al solito. Questo è il centro del paese in pratica, spero che l'inquadratura sia abbastanza dritta. Questo è il centro del paese, quindi ci sono anche case vecchie e facciamo appunto il giro per Villanova / Serdes, quindi andiamo. Villanova è una frazione di Borca, Serdes invece è una frazione di San Vito, quindi andiamo giù alla chiesa patronale del paese che vedete sullo sfondo, eccola al centro insieme al Pelmo. Qui attraversiamo il ponte nuovo di Villanova, che è tutto tranne che nuovo, però in realtà c'è anche un ponte vecchio. Giunta qui io svolto a destra. Siamo, scusate le riprese abbastanza mosse, qui siamo a Serdes, questa è una parte di Serdes perché poi in realtà la strada si divide e si sale ancora, questa è Serdes comunque. Ecco qua, e qui si scende e si va in paese a San Vito.
eccomi qua, ho parcheggiato in super retromarcia e adesso vado a comprarmi il quadernino, la penna e se c'è qualcos'altro, anche quel qualcos'altro. Fatto gli acquisti, allora ho preso questo quadernone qui che alla fine posso anche staccare i fogli se sbaglio, che quindi ho preso questo a righe e poi ho preso la mia penna amata, questa qui. Io la amo, non mi piace tanto questa qui che col click qua, mi piace quella col tappino, però non c'era solo questa, quindi ho preso questa e vi dico subito anche i prezzi. Allora, il quaderno, ok, totale 5,50, il quaderno è costato, mi pare, sì, 3,50 € e il resto è la penna. Sono esattamente le 10, questi sono stati gli acquisti. È una cartolibreria un po' costosa, però è dove praticamente io acquistavo le cose di scuola e vi ho fatto vedere anche lo scontrino così sapete qual è. L'ho ripresa appunto prima nel pezzettino di video sotto i portici, l'ho ripresa, era quella al centro dell'immagine. Adesso vi porto giù al lago di Mosigo. Questa è la terrazza della pizzeria ristorante Il Covo, Disco Bar Pizzeria Il Covo. Una volta si facevano sempre le feste qui, anche adesso basta prenotare. Niente, questa è la passeggiata che va attorno al lago. Non c'è nessuno oggi, quindi ci va di fortuna perché non incontriamo proprio nessuno. Qua ci sono appunto tavoli, le panchine, cestini e niente. È un bel posto anche d'estate, però no, forse d'estate è un po' troppo trafficato, veramente c'è tanta gente. E abbiamo il sole contro di là, però lì c'è l'Antelao come montagna. C'è una persona con un cane mollato, ovviamente non a guinzaglio perché non esiste portare un cane a guinzaglio. È abbastanza schifoso, guardate che orridos. C'è anche un cigno là via, dopo se lo riesco a beccare, è là via in fondo. Questo invece è un bar che è aperto solo d'estate, è un baretto. Qui ci sono i campi da tennis. Quando facevo le scuole medie, la mattina, anche se erano le 8 di mattina, venivamo qui a giocare a tennis e io mi ammalavo puntualmente ogni volta perché prendevo la tonsillite e tutte quelle cose. Comunque facevo tennis qui. Ecco l'Antelao, adesso si vede. Guardate che nuvoli ci sono oggi. E qua si vedono anche il resto delle montagne. Sì, più che un lago sembra una palude, se ve lo state dicendo tra di voi. Nella vostra mente, sì, non è il massimo, è molto schifoso, sporco. C'è da dire che secondo me non fanno tanta manutenzione, comunque, perché sennò sarebbe molto più pulito. Io non ho gli occhiali da sole. E laggiù c'è anche il mini golf, ci sono varie cosine per i bambini. E niente, ecco qua c'è un cigno, quindi adesso ve lo mostro. Quando ero piccola c'è da dire che era diverso il percorso perché andava più nel bosco, qui era tutto bosco, non era così libero come vedete adesso, era tutto bosco, ci sono le anatre e era diverso, non era un percorso così sterrato, così fatto bene, era proprio come un sentiero camminare nel bosco, insomma.
e invece poi l'hanno modificato perché continuava a franare, eccetera eccetera. C'erano anche dei punti dove andava più basso, quindi andavi verso il lago, perché si pesca qui anche. Non so quanti pesci ci siano, ma insomma c'è la possibilità di pescare. E qui c'è il cigno. Amico cigno? Sta mangiando, a quanto pare. Cosa mangia? Carta? Por bestia. Ma sul serio, cosa sta mangiando? Carta? Eh sì, quella è carta. Oh, poretto. Sono tanti anni che c'è questo cigno. Ce n'è anche un altro. In teoria sono 2 i cigni. 3 sono là via. Eccoli, sono qua via, sotto il ristorante. Comunque, una volta era più pulito come lago. Veramente, l'ultima volta che sono venuta era molto più pulito. Non so se era l'anno scorso, comunque era più pulito. È veramente sporco e brutto. Cioè, avere un lago e tenerlo così male è veramente da deficienti. Vede un pezzettino di pelmo, adesso ve lo faccio vedere, mi fermo un attimo. Eccolo là, si vede un pezzettino di Monte Pelmo, veramente minuscolo, e ci sono tutte le nuvolacce qui. Sì, oggi non è limpido il cielo, peccato. Comunque questo è il lago di Mosigo. Qui vicino, prima di arrivare qui allo chalet al lago, c'è un parco giochi sulla destra, scendendo appunto verso il lago. C'è un parco giochi che hanno fatto nuovo e ci sono anche delle griglie dove si possono fare le grigliate, quindi insomma qualcosa offre il paese. Ovviamente, ecco, sarebbe bello tenessero più pulito il lago, però... Ok, non devo fare ulteriore spesa, quindi vado a casa perché devo accendere il fuoco, come vi ho già detto. Sì, devo accendere il fuoco, per cui mi avvio la chiave della macchina, grazie. Stavo cercando di accendere la macchina senza la chiave e non è la prima volta, mi succede molto spesso. Vado lì, faccio così, ma non c'è la chiave, cioè mi viene automatico girare, ma non c'è, cioè guarda sti capelli, sono usciti tutti, perché me li ha tagliati troppo corti. Andare dalla parrucchiera e uscire con dei capelli che non vuoi, veramente è assurdo. Comunque ho ordinato 2 parrucche, quindi magari non so quando, forse a dicembre, non so quando arriveranno questi ordini che ho fatto. Vi faccio degli haul dei cinesi, ma ho fatto degli ordini usando l'applicazione Wish, quindi mi arriveranno tutti i pezzettini un po' alla volta, tutte le cose che ho preso man mano, insomma, mi arriveranno. Dovrebbero arrivare dal 20 di novembre in poi. E appunto sto passando il parco giochi, lo vedete di qua, ecco, e di qua invece a destra c'è il campo da calcio dove si allenano le squadre. Praticamente l'estate appena passata si è allenato, che squadra è venuta? Il Vicenza. Pranzo risotto della Knorr, l'ho assaggiato, però il piatto era per mio amoroso, però l'ho assaggiato anch'io, ma un po' insipido, ecco, forse con un po' di grana sopra, infatti lui l'ha messo il grana. Comunque a lui è piaciuto, quindi ha provato anche questo risotto già pronto. Io provo sempre nuovi alimenti di quelli già pronti, perché ce ne sono alcuni che sono veramente buoni. Sto finendo un berretto all'uncinetto perché ha già una destinazione, c'è già una persona che lo vuole, quindi lo sto finendo. Poi se non va bene, se magari è un po' troppo piccolo, ne faccio un altro al massimo. E boh, c'è un sole tremendo,
bello, caldissimo. Infatti adesso mi metto di fuori in canottiera perché c'è veramente caldo e basta. Non ho lavato i piatti, non avevo voglia. Tanto ho 2 cose di numero, quindi non ha senso. Va bene, adesso mi finisco questa cosa all'uncinetto. Se riesco registro anche i 2 tutorial che voglio. Beh, uno riesco a registrarlo, l'altro non lo so. Sono in dubbio perché è un po' più lungo e boh, non lo so. Vabbè, ci sentiamo un po' più tardi. Eccomi qua! Oddio, non ho neanche la suoneria, niente. Finito la lezione di inglese, è durata un po' più di quasi 2 orette, dai. No, 1 ora e 3 quarti. Sì, ok, c'è buio qui, lo so, lo so. Pazienza, portate pazienza con la povera vecchia. Allora, fatta questa lezione di inglese, come prima lezione non è andata male. Ho anche gli esercizi da fare a casa per la prossima volta. E bello, mi è sembrato molto strano tornare a fare queste cose perché io l'inglese l'ho fatto alle elementari. Mi ricordo tanto delle elementari perché avevo una bravissima maestra che insegna ancora adesso e mi ricordo ancora le sue canzoncine, quella tipo c'era una canzoncina che faceva per le nazionalità. Aspetta, com'era che faceva? C'era una canzoncina che ci faceva sempre ascoltare con la cassetta e noi dovevamo ricantarla. Era English, German, Italian, too, Chinese, American, who are you? E c'era questa, poi c'erano, vabbè, la canzoncina dell'alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, quella lì. Poi, e tante cose me le ricordo proprio per queste canzoncine qua, imparate a memoria, stracantate 1000 volte. E mi ricordo tante cose proprio per queste. Guarda, l'inglese delle elementari è stato veramente una cosa molto positiva perché me la ricordo ancora adesso. La grammatica, ovvio che non me la ricordo bene. Adesso sono ormai quasi le 7 di sera, tardissimo, tardissimo. Sono andata alle 4 a fare il corso. C'è anche mia mamma che fa il corso di inglese principianti e quindi... Oddio, mi viene male perché con lei dovrò ripetere le cose 200 volte per fargliele entrare in quella testa, quindi dovrò avere molta pazienza. Questo qua pensa che io abbia da mangiare in mano, invece è il telefono. Il Pipo, quello piccolo. E l'ho beccato a mangiare la pappa di panna, per quello non mangiava la sua per terra. E quindi stanotte la nascondo e quindi se ha fame deve mangiare per forza quella per terra. Va bene, io chiudo il vlog di oggi, spero di avervi fatto vedere abbastanza, è molto lungo come vlog, quindi spero vi sia piaciuto, ecco appunto per anche la lunghezza, vi ho fatto vedere diversi paesaggi, vi ho fatto vedere il lago, quindi diverse cose e nuove e basta. Vi saluto, non dico altro perché altrimenti il video diventa troppo lungo. E boh, ci vedremo al prossimo vlog se riuscirò a farne altri, altrimenti al prossimo video di quelli settimanali, quelli già programmati. E basta, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao, goodbye.